Il sindaco di Sora, Roberto De Donatis, ha rassegnato le proprie dimissioni. La decisione è scaturita dalla mancanza del numero legale nella seduta del Consiglio Comunale convocata per venerdì 19 marzo. Permane quindi la mancanza del numero legale, quindi devo procedere a dichiarare sciolta la seduta. Prendere la parola. Oh, Sì. Prego, Sindaco. No, io prendo la parola perché ritengo che sia un atto doveroso nei confronti della città di Sora, che mi onoro di rappresentare come sindaco. È un fatto di dignità innanzitutto politica, quello di prendere atto che nemmeno problematiche gravissime per la città di Sora e per tutto il pianeta, quali sono quelle che stiamo vivendo in questa epoca, non sortiscono l'effetto di tirare fuori quel senso di responsabilità in chi amministra la cosa pubblica. E non mi riferisco solamente ai giochini da prima Repubblica di una minoranza partecipativa solo a chiacchiere, perché solo sulle comunicazioni c'è chi produce interrogazioni forbite e poi nel momento in cui il sindaco comunica e spiega qual è la problematica connessa a un appalto che nasce proprio laddove qualcuno oggi si assenta, in maniera ancora più responsabile, noi oggi assistiamo a un triste spettacolo, interrogazioni e poi nel momento in cui si comunica nessuna richiesta di chiarimento. Questo per dire che è sterile, formale, anche il lavoro di chi si oppone, producendo puramente carta solamente a fini strumentali, e quando può esercitare lo strumento di, in questo caso, nascondersi dietro uno schermo, che è ancora peggio di farlo in presenza, non esita a venir meno ai suoi ruoli e ai suoi compiti. Questo è quantomeno disdicevole, ma poiché la responsabilità di una parte di quell'operato è anche la mia, che li ho portati in consiglio, ritengo doveroso rimettere da questa mattina le mie dimissioni secondo quelle che sono le leggi e le regole del testo unico degli enti locali. Quindi, segretaria, io oggi sono laddove qualcuno mi vorrebbe far restare, sono a casa, mi sono connesso da casa e mi recherò fra esattamente mezz'ora presso la sede comunale a rassegnare le mie dimissioni da sindaco di questa città, che voglio sempre onorare a testa alta, come ho fatto in questi anni, portando avanti il lavoro che ritengo necessario per la comunità di Sora. Nel momento in cui questo lavoro mi viene reso impossibile da piccoli comportamenti di piccoli personaggi che vogliono assurgere a ruoli da protagonista, mi vedo, mio malgrado, costretto a prenderne atto e a fare questo gesto per il bene della mia città. Meglio un commissario che tutti sanno che forse non ha il simbolo della città di Sora impresso nel cuore, ma è meglio un burocrate piuttosto che un'amministrazione che non può fare il bene della comunità che lo ha eletto. Grazie a tutti e buona giornata.